La civiltà fenicio-punica in Sardegna. Esto es Frugiferius, Tarros, la ciudad donde ha sido encontrada, divinità in aspetto leontocefalo, statuetta fittile rinvenuta presso il Tophet, Cagliari Museo Nazionale. La ascendenza culturale punica, che è possibile anticipare in attesa della restituzione operata dal Gabinetto di Restauro di Cagliari e che si propongono alla lettura archeologica e all'esame comparativo più approfondito che seguirà, in questo ambito preliminare non sembra di poter esimere dalla suggestione di una proposta di lettura del personaggio. Si ricordava in sede di riscontri figurativi come gli unici monumenti che consentano a nostra conoscenza un certo riscontro di massima con la terracotta tarrense, siano le statue leontocefale di Siagu. Il personaggio di Siagu raffigura, secondo Merlin, il genius terrae africae, frutto di una contaminazione avvenuta in epoca antica fra una divinità libica con la dea egiziana Sokhizn, e da qui chiamata ad assolvere il ruolo di Paredre de Baal Hamon. E alle statue di Siagu, insieme alle raffigurazioni similari di Virdehal e di Tiris, viene a questo punto di chiedersi, visto il luogo del rinvenimento e le connessioni con l'area del Tophet, da sempre legato al successivo culto di Saturno, vista la natura maschile del personaggio leontocefalo, se nella terracotta sarda non sia da ledere il misterioso Frugiferius, a testa di leone ricordato da Arnobbio, ultimo esito di un culto punico che si perpetua in Sardegna da epoca cartaginese, inserita in un perdurante ambito di cultura africana. La damnatio della terracotta, Saturno Frugiferius, ancora connotata da elementi di tradizione punica come i pendenti in oro e in argento, potrebbe ben indicare la fine irreversibile del Tophet, anche nelle sue più tarde evoluzioni di culto e di politica culturale, davanti al cristianesimo. Lo stesso luogo del rinvenimento, immediatamente al di fuori dell'area del Tophet, fra il battuto di arenaria per cui si propone come data di messa in opera il secondo secolo a.C. e i livelli di calpestio di epoca tardo-antica individuati già nel 1982, nonché la volontaria rottura in violenta combustione, sono elementi che ben si accorderebbero con l'ipotesi interpretativa prospettata e l'ambientazione cronologica che le compete. Un'ambientazione cronologica che indica una sopravvivenza culturale punica sino ad avanzata epoca romana, sopravvivenza tenace anche nelle equivalenze e mutazioni cui fu sottoposta, che in quello che fu il Mediterraneo punico trova analoga modalità di documentazione nei soli regni neopunici di Numidia e di Mauretania, ancora a sottolineare il perdurare per l'isola di quelle consonanze africane che la ricolonizzazione o colonizzazione cartaginese imprese alla consorella Fondazione Fenicia de Sardegna. Grazie.